un rappresentante del popolo scozzese. Si vedeva abbastanza. Bene, adesso io lascio il bastone del comando dell'Assemblea dei Popoli Indigeni. Questo bastone è stato preparato una quindicina d'anni fa dall'allora nascita dell'Assemblea dei Popoli Indigeni, che ogni anno si trova con i popoli appunto invitati e discute di quello che può essere fatto, di come poter condividere, come portare avanti una voce solo nel mondo globale. È stato un semplice bastone nelle nostre terre con dei colori che rappresentano i 4 punti cardinali, i 4 continenti e 4 piume di aquila che ci sono state donate da rappresentanti dei 4 punti cardinali, e una di queste piume di aquila ci è stata donata dal WWF qua di Bergamo per una delle nostre aquile sul nostro territorio, per cui siamo rappresentati a livello globale, per cui è un bastone che rappresenta tutti i popoli di questo pianeta. E adesso lascio la parola al delegato che è stato scelto all'interno dell'Assemblea per comunicare quello che è stato programmato in queste settimane, il Endoki del popolo azteco. Hola, muy buenas noches a todos. Buonasera a tutti. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en el Festival del Espíritu del Planeta. Siamo molto contenti di essere ancora qui al Festival Lo Spirito del Pianeta. Me da mucho gusto y me siento muy honrado Sono molto felice e mi sento molto onorato porque mis hermanos han elegido a mí para ser el portavoz de todos ellos. perché i miei fratelli mi hanno scelto per essere i portavoce di tutti loro. Gracias a todos sus ancestros porque gracias a ellos están aquí. Grazie a tutti i loro antenati perché è grazie a loro se siamo qui. Respeto a todos y cada uno de ellos Con rispetto a ognuno di loro, porque dentro de este festival que no debemos de olvidar su objetivo principal. perché in questo festival non va dimenticato l'obiettivo principale. Hablo con ellos y platicamos entre nosotros acerca de nuestras culturas propias. Ci parliamo e ci incontriamo vicino alle nostre culture Y así aprendemos todos de todos, e quindi tutti impariamo da tutti, en todo momento y en todo lugar. in ogni momento e in ogni luogo. A mí me dio mucho gusto cuando se hizo la asamblea, cuando estuve en la primera asamblea. Sono stato molto felice quando si è tenuta la prima assemblea. Fue en el 2012 la primera vez cuando yo estuve en esa asamblea. Fu nel 2012 la mia partecipazione a questa assemblea Y escuchar a todos los pueblos es muy bueno, todas sus proposiciones y propuestas que se hacen para llevar adelante nuestras tradiciones son muy interesantes. e parlare con i nostri popoli, condividere idee e progetti per portare avanti le tradizioni è sempre molto interessante. Como primer objetivo, yo pienso que todos los que estamos aquí no debemos olvidar el principal objetivo de este festival. Come prima cosa penso che tutti noi che siamo qui non dovremmo mai dimenticare l'obiettivo principale di questo festival. Y lo dice su nombre, el espíritu del planeta, que quiere decir la espiritualidad que existe en esta madre tierra. E lo dice con nome, lo spirito del pianeta, che si riferisce alla spiritualità che risiede nella nostra madre terra, De la cual se habla en estas asambleas que nosotros estamos realizando desde hace muchos años. di cui si parla nella nostra assemblea, che realizziamo ormai da molti anni. La reunión fue el domingo pasado, la reunión más reciente fue el domingo pasado. L'incontro più recente è stato domenica scorsa. Estuvimos reunidos al fondo del restaurante, todos nosotros los que estamos aquí, Eravamo tutti riuniti in fondo al ristorante y estábamos viendo la problemática que tenemos para tener comunicación entre nosotros. e si parlava della problematica della comunicazione tra di noi Y que es bien importante tener el seguimiento de cada asamblea. e di come mantenere l'importanza del sentimento di questa assemblea, Porque probablemente este año yo esté aquí, pero el próximo yo no venga. perché è possibile che al prossimo festival io non ci sia Y de alguna manera yo me pierdo
los temas que se dieron o se trataron o las problemáticas que se resolvieron. E se io in qualche modo mi perdo i temi che si trattano e le problematiche che si risolvono, Actualmente la tecnología nos ha robado mucha libertad attualmente la tecnologia ci ha dato molta libertà y hemos visto cada uno, he platicado con ellos, como les digo, en todo momento, que también sus niños y sus jóvenes están todo el momento en el celular. e abbiamo visto quanto tutti sono connessi con tutti. Basta dire quanto tempo i giovani stanno al cellulare Y se pierden esa conexión con nuestra madre tierra, con la naturaleza. e si perde il contatto con nostra madre terra, con la natura. Dicen que si no puedes con tu enemigo, hay que unirte. Dicono che se non puoi batterli, va con loro. Pues decidimos unirnos mucho a la tecnología y usarla para bien. Abbiamo quindi deciso di unirci alla tecnologia e di usarla per il nostro bene. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos varias formas de comunicarnos en diferentes países. Perché ora abbiamo molti modi di comunicare nei diversi paesi del mondo Entonces quedamos de acuerdo que se harán las asambleas mensuales. e quindi siamo rimasti con la decisione di organizzare un'assemblea ogni mese. Todavía estamos por decidir bien en qué día. Estamos viendo si es una vez en el horario de aquí de Italia, otra vez en el horario de, por ejemplo, de Isla de Cook, en otro mes en el horario que el grupo de Perú decida. Es decir, cada grupo va a decidir algún horario en alguna vez. Stiamo valutando di cambiare l'orario di ogni riunione. Una volta l'orario italiano, una volta l'orario delle Isole Cook, l'orario del Perù e via dicendo. Y esas reuniones se van a estar subiendo a internet, en el canal de YouTube, para todos nosotros podernos dar cuenta qué es lo que se habló en la asamblea pasada. E queste riunioni verranno anche trasmesse su YouTube in modo che tutti noi, anche non partecipando, possiamo vedere le riunioni precedenti e farci un'idea di cosa si è detto e di cosa abbiamo fatto. ¿Y en qué sentido? Nosotros hace 2-3 horas estábamos platicando de las invasiones que habían sufrido nuestros pueblos. 2 o 3 ore parlavamo di tutto quello che il nostro popolo ha subito. Y algo de lo común que nosotros encontramos es que los invasores que llegaron a nuestras tierras llegaron con un objetivo. E un aspetto comune che abbiamo notato è che tutti gli invasori che arrivano alle nostre terre avevano un obiettivo comune: Divide y vencerás. divide et impera, dividi e comanda. Y llegaron a dividirnos y desgraciadamente nos volvimos un poco débiles. Ci hanno divisi e questo ci ha reso più deboli. Pero ha pasado algo bien grande. Porque Ajá. Però è successo qualcosa di grande. A nosotros nos pasó individualmente hace muchos años a nuestros pueblos. A nosotros nos pasó, a cada uno de nosotros individualmente en nuestros pueblos. A noi in tanti anni è successo tutto quello che è successo ai nostri popoli. Y nos dividieron dividieron los pueblos de México, los pueblos de cada uno de nosotros. Hanno diviso il popolo del Messico e tutti i nostri popoli. Pero con asambleas como estas, con problemáticas como estas que se están resolviendo, Però con assemblee come queste, con problematiche che si stanno risolvendo, se van a poder unir nuestros pueblos de cada uno de nosotros, de nuestras tierras, si potranno unire tutti i nostri popoli e ognuno di noi in ogni angolo del mondo. y lo más fuerte y lo más hermoso que va a suceder es que se va a unir el mundo entero. E la cosa più bella, più grande, più forte che succederà è che il mondo intero si unirà. Nosotros, eso, vive el mundo, cierto, vive el mundo. Viva il mondo, viva il mondo. Yo, en lo personal, les voy a contar algo. Yo a veces voy a las escuelas a enseñarles a los niños gratuitamente de nuestra cultura.
Vi racconto un fatto personale. A volte vado nelle scuole a raccontare ai bambini della nostra cultura y siempre empiezo con una pregunta y les digo, ¿quién es indígena? e ho sempre una domanda per loro. Cosa vi indica? Y les digo, ¿quién es indígena? Allora, no, chi è indigeno? Y, Io rispondo, chi è indigeno? y alguno de repente levanta la mano E qualcuno ogni tanto improvvisamente alza la mano. y los otros se le voltean a ver y le dices, ¿tú eres indígena? E mi chiedono, tu sei indigeno? Y le digo, ¿y los otros de dónde vienen? ¿O entonces o qué? ¿De otro lugar, de otro, del espacio? ¿De dónde vienen? E io chiedo loro, da dove venite? Da quale luogo? Da dove? Da dove venite? Gracias a estas asambleas y a lo que se va a subir en línea Grazie a questa assemblea y a lo que se va a subir en línea, a lo que se subirá a internet, e a quello che faremo online, muchas de las personas que piensan que no tienen una raíz o que no son indígenas se darán cuenta que sí lo son. molte persone che pensano di non avere radici o di non essere indigene si renderanno conto di essere indigene. Y las estadísticas no dirán que somos pocos indígenas. Le statistiche diranno che noi siamo pochi, Y tenemos que llegar al objetivo en que todos tenemos que llegar a ser indígenas. ma il nostro obiettivo è fare in modo che tutti arrivino a essere indigeni. Pero ¿qué es eso? Se va a hablar también en las asambleas de todo eso. Por eso es importante que nos sigan todos ustedes, que se haga viral, así como otros videos de otras cosas que no tienen ningún sentido, se hacen virales, se hacen famosas. Esto hay que volverlo famoso. E questo è il messaggio che vorremmo parlare a tutti voi. Come certi video che non hanno senso, certi video quasi stupidi, quasi inutili, che diventano virali, noi vorremmo che questo messaggio diventasse virale e per questo abbiamo bisogno di tutti voi. Y también hemos decidido de alguna manera tener alguna participación directa o indirecta en la organización del festival. Abbiamo anche deciso di avere una parte più o meno diretta nell'organizzazione del festival. Como esta vez que nos hemos puesto de acuerdo para ser más rápidos en prepararnos, para estar más presentes de lo que debemos estar. Come questa volta non siamo sempre riusciti a metterci d'accordo, ma le prossime volte vorremmo riuscire a organizzarci in maniera più rapida e più efficiente. Porque per todos riuscire- sabemos que no es fácil hacer un festival como este. Perché sappiamo che non organizzare un festival come questo, Y es por eso que si somos también parte de este festival, e anche también noi vogliamo essere parte di questo festival fin dall'organizzazione. entonces nosotros tenemos también que estar al pendiente de lo que sucede en el festival, de la organización de esto también. E quindi anche noi vorremmo essere al corrente di tutto quello che succede nell'organizzazione. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta asamblea, de verdad, muchas gracias por su participación de ustedes, porque ustedes son participantes activos dentro de esta asamblea. Grazie mille a tutti voi per la vostra partecipazione, perché tutti voi siete partecipanti attivi a questa assemblea. Y también si tienen alguna propuesta que quieran decir, que quieran ver para ver cómo se puede llevar adelante todas nuestras tradiciones de todos de nuestros pueblos y igualmente el festival, adelante. E Somos se avete qualche uno. proposta per aiutarci nell'organizzazione del festival o per come promuovere il festival o la nostra cultura, fatevi avanti. A nombre de los ancestros de cada uno de mis hermanos indígenas que están aquí, A nome di tutti gli antenati, dei fratelli e delle sorelle indigeni e indigene che sono qui, y de igual manera los pueblos que han participado años anteriores, e allo stesso modo anche in onore di popoli che hanno partecipato gli scorsi anni, que a lo mejor se ha perdido el contacto con ellos de alguna manera, di cui si è perso qualunque contatto. pues ahora decirles muchas gracias y gracias por estas decisiones que tomamos todos juntos.
vorrei dire grazie mille e grazie mille per queste decisioni che prendiamo tutti insieme. Y siempre voy a recordar estos días con ustedes, siempre. E ricorderò sempre questo giorno con voi. El rostro de sempre. sus ancestros, el rostro de esta asamblea y el rostro del espíritu del planeta. Il rosso dei nostri antenati, il rosso di questa assemblea, il rosso dello spirito del pianeta. Tlazocamati, gracias, grazie, thank you. Grazie, grazie mille a tutti. Bene, siamo molto felici che si stia prendendo questa linea, perché la cosa importante è che finalmente diventiamo tutti un'unica voce. Diventiamo un'unica voce vuol dire non soltanto i popoli indigeni intesi come quelli che si mettono le piume in testa. Non è importante di come ci si veste, è importante di quello che si ha dentro, perché appunto, come diceva Indocchi, ognuno di noi è un indigeno. Magari non ce lo ricordiamo, magari pensiamo che non sia importante, forse una riflessione per capire se realmente è qualcosa di importante dobbiamo farla un po' tutti. Non dimentichiamoci che tutte le negatività sono colpa degli altri e che comunque anche noi abbiamo le nostre responsabilità, dobbiamo portarle avanti come membri della nostra comunità, per cui non deleghiamo più agli altri, ma impegniamoci comunque a essere parte e a metterci la nostra energia per far sì che le cose vadano meglio, perché qua voi in questa assemblea siete i rappresentanti degli indigeni di questa terra. Grazie ancora, farei un applauso ai nostri partecipanti all'assemblea, compreso voi, e possiamo così poi incominciare la serata. Grazie ancora. Grazie mille. Scusate, ma qua gli addetti delle pulizie mi portavano via il microfono. Bene, Matteo, siamo pronti per... sei già collegato con Nancy? Sì. Vediamo un po'. Stiamo andando in Cile, eh? In questo caso, come diceva Indocchi, la tecnologia ci serve per fare ciò che non ci viene impedito in altre maniere, ma non hanno capito che non ci fermeremo davanti a nulla. Ciao Nancy! Hola! Hola, hola, qué gusto estar con ustedes, emocionante. Che piacere Facciamoci essere con sentire voi. che ci siamo qua da Bergamo, che
Con molto piacere ti rivediamo un'altra volta, anche se non fisicamente, ma visivamente e spiritualmente. Con mucho gusto te vemos otra vez, no físicamente, pero sí espiritualmente. Estamos muy felices de tenerte aquí. Gracias, gracias, gracias. Para mí es un honor estar hoy día en ese festival maravilloso que se habla sobre la tierra, sobre lo que tenemos que cuidar en el universo, queridos hermanos. Per Tenemos me, que cuidar el agua. per me tanta emozione essere qui in questo festival meraviglioso che si parla della terra, di tutto ciò che noi dobbiamo salvaguardare, che dobbiamo amare, che dobbiamo preservare. Sí. Sì, ti siamo Nosotros molto somos vicini. Ti siamo Grazie, molto nosotros- vicini perché sappiamo che la tua emozione sia per essere collegati con noi, ma soprattutto perché è la sofferenza di un popolo che da centinaia di anni si porta avanti una sofferenza che è dentro nel DNA del popolo Mapuche, come purtroppo lo è per molti altri milioni di indigeni in questo mondo, e che finalmente, come hanno detto i nostri rappresentanti prima qua presenti, finalmente siamo e stiamo diventando un'unica voce e non potranno togliercela più. Entendemos perfectamente tu emoción y sabemos cuánto pesa para ti no poder estar presente en este festival donde un pueblo como los mapuches han sufrido por tantos, tantos años como sufren tantos otros pueblos indígenas que vienen y son representados en este festival. Te estamos muy cerca con el corazón. Gracias. Bueno, aquí estamos en el último lugar del mundo, en la colita del universo, igual pensando en el mañana con los niños, cómo será nuestra tierra y cómo tenemos que protegerla. Y nuestro nuevo presidente está en esa vía de poder cuidar el medio ambiente y lanzar leyes que verdaderamente protejan a la tierra. Hace 2 o 3 días ya salió una ley. Estamos contentos con eso porque significa de que la tierra hay que cuidarla, hay que cuidar el agua, que es nuestro sustento, hay Noi que cuidar siamo nuestro qui. entorno y sobre todo a los niños. Noi siamo qui in questo pezzettino di terra che è verso la fine del mondo, cercando di portare questo messaggio soprattutto ai bambini, che saranno quelli che erediteranno la nostra terra e che dovranno portare avanti questo messaggio di preservare la natura. Per fortuna in questo momento abbiamo il nostro presidente molto discusso, però che noi appoggiamo tanto, perché lui è uno di quelli che vuole preservare la terra. Adesso è uscita una legge nuova che creerà molta polemica per la preservanza dell'acqua, delle acque territoriali, e sarà un problema. Però il messaggio ai bambini lo dobbiamo portare perché saranno loro quelli che trasmetteranno dopo questo messaggio. Así es. Cosa vuoi dirci? Cosa vuoi dire ai nostri fratelli indigeni di Bergamo e delle città vicine che sono qua questa sera? Che messaggio possiamo dire da parte dei Mapuche? Anche se non tutti gli italiani si comportano bene nella tua terra, la maggior parte delle persone per fortuna sono brave persone, solo che dobbiamo ricordargli che devono partecipare a tenere alta l'attenzione perché certe cose in giro per il mondo, anche nel popolo Mapuche, succedono. ¿Qué quisieras decir a este pueblo de Bergamasco? Un mensaje como mapuche, porque sabemos perfectamente que hay muchos italianos que no se comportan muy bien en tu tierra y que, bueno, que lamentablemente no nos representan a todos, por fortuna, pero lamentablemente no se comportan como deberían comportarse. Entonces, ¿qué mensaje quisieras darnos? Tenemos que ser el mensaje principal que nuestro pueblo mapuche, nuestras machis, nuestros loncos quieren, es que nos unamos para poder cuidar la tierra que nos da el sustento, la tierra que nos da el alimento, la que nos da el oxígeno. Nuestros antepasados saben
y sabían de que si no cuidamos a la tierra y al agua, vamos a extinguirnos. Y nosotros somos los responsables como pueblo originario de acá, del sur del mundo, y como todos los pueblos originarios de los 5 continentes, transmitirle a nuestros hermanos occidentales que deben de cambiare la conciencia, che hay che cuidare la tierra. Il messaggio che voglio dare come popolo Mapuche, come popolo della terra, è che tutti dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo preservare la terra, l'acqua, difenderla, perché dobbiamo capire che è quella che ci dà il mangiare, quella che ci dà il sustento per vivere. Non solo la nostra popolazione Mapuche, ma tutta la popolazione del mondo deve cambiare la coscienza e capire che dobbiamo cambiare il nostro rapporto con la terra. La tierra nos habla, nos La dice, terra ci parla, ci dice, nos lava con su agua que es enorme de grande y que cae en los pueblos del mundo. ci purifica Que con cae de una l'acqua forma impresionante. che cade e cade con tanta abbondanza in tutti i popoli del mondo, ci purifica, ci lava. Y que ahora es extrema y que se mueve y que es telúrica y que nos está diciendo, Y que adesso, cambiemos la conciencia por el futuro de nuestros niños. e che adesso ci sta mandando un messaggio che dobbiamo cambiare perché anche l'acqua sta cambiando, è tellurica, ci dà un messaggio che dobbiamo cambiare la coscienza e trasmettere questo cambio ai nostri bambini. Yo siento en el alma de no haber estado ahí con toda mi gente, con el ballet de Padre Las Casas de la Comuna, con la Huentuchefe que iba a ir para que les hablara sobre sus conocimientos ancestrales, con los artesanos y con mi banda. Lamento profundamente no poder estar compartiendo con esa belleza que es única en el planeta y que yo sueño y lucho día a día para que también aquí en Chile podamos tenerlos y podamos compartir con la gente de la tierra todo lo que significa el espíritu del planeta. Y yo lo estoy haciendo, queridos hermanos. Hablé hace pocos días con el Ceremi de las Culturas, encontré una idea maravillosa de poder hacer este gran festival. Ok. Y como soy persistente, lo vamos a conseguir. Allora, io veramente mi piange il cuore non essere lì con voi a condividere, non solo io. Pensavo venire con il nostro balletto della Casa della Comuna, pensavo venire con i nostri artigiani, con i nostri maci, con quelli che portano, i nostri lonco, che portano avanti culture e conoscenze ancestrali. Purtroppo non siamo riusciti a venire, ma sappiate che quello che voi state vivendo in Bergamo è unico al mondo. Questo spirito del pianeta è unico, è l'unico posto dove io ho visto che si fa questo lavoro. E giuro, me lo sono proposta e quando io mi propongo qualcosa lo faccio, porterò lo spirito del pianeta a Cile, quindi è una promessa. Estamos también en el proyecto de hablar con varias autoridades de aquí, ancestrales de la región de la Araucanía, para poder formalizar con mi alcalde, Mario González, que también tengo todo el apoyo completo en todo aspecto de la palabra, porque esta zona donde nosotros vivimos es de la interculturalidad de todo el país, de norte a sur, de este a oeste, hasta Rapa Nui. Este es el lugar intercultural que se declaró y lucharemos día a día para que así sea, para que podamos vivir en armonía, para que podamos vivir en paz, para que seamos empáticos y compasivos unos con otros y entramos todos en este planeta, hermanos, todos somos de este planeta y este planeta debemos de cuidarlo por el amor che debemos tenerle alla tierra. Un altro progetto che io sto portando avanti sempre
che va a pari con portare lo spirito del pianeta qui, è che la mia regione è stata nominata come regione interculturale, la regione dell'Araucania, da nord a sud fino a Rapa Nui, da ovest a est, e per fortuna sto avendo anche l'appoggio del sindaco di questa regione, e per poter portare questo intercambio interculturale anche qui nella mia regione. Bene, Nancy, siamo felicissimi io un pochettino ti conosco magari rispetto a tante altre persone che per la prima volta ti vedono. Direi che la tua tenacia, direi bergamasca tenacia, giusto perché ci conosciamo e so che anche qua tante persone ci picchiano la testa ma vogliono arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Riuscirai sicuramente a costruire quello che è importante per la terra e per il tuo popolo, con tutto il rispetto. Per cui noi ti aspettiamo, in qualsiasi momento riusciremo ad averti qua un'altra volta, lo faremo, saremo molto felici di averti qua. E sappi che appunto ogni volta che tu vorrai dire qualche cosa della tua terra, della tua cultura, qui sarai sempre un ospite gradita, anzi come abbiamo deciso, uno degli organizzatori del festival, che sia a Bergamo, che sia in Cile o in qualsiasi popolo tribale, sarai con noi sicuramente. Allora Nancy, io ti conosco da tanto e magari più di altri, e la tua tenacia, potrei dire una tenacia quasi bergamasca, perché anche qua i bergamaschi sono molto tenaci come te, e riusciremo sicuramente con te, perché ti consideriamo anche parte organizzatrice di questo festival, sia che si fa in Cile o in qualsiasi altra parte dove ci siano dei popoli originari, per sentire la tua voce. Ogni volta che tu vuoi dire qualcosa, che vuoi denunciare, che vuoi dire qualcosa, noi siamo qui per ascoltarti. Bien. Nosotros... Ay, dije en italiano, Nancy, Sí. disculpa. No, me quedé con el chip. No, bueno, Nancy, bueno, tú me conoces ya, mi amiga mía, te quiero mucho, ya lo sabes. Bueno, no, lo que quería decir es que Ivano dice que con tu tenacidad, con tu coraje, con tu fuerza, que hasta lo podemos decir casi bergamasca, lograrás seguramente tu objetivo, que te consideramos parte, te considera Ivano parte de este festival como organizadora, donde sea que es aquí en Bérgamo, donde exista un pueblo originario o en Chile, porque tú tienes voz para poder decir lo que quieras decir, cuando lo necesites decir y denunciar. Aquí estamos todos para escucharte. Gracias, gracias. El sueño de nuestro pueblo, así como los sueños de todos mis hermanos de las razas originarias de los 5 continentes, es que no hayan forestales, embalses, hidroeléctricas que dañen la tierra. Es nuestro sueño, yo creo, en los 5 continentes. Il sogno dei 5 continenti penso che sia arrivare a un punto dove non ci sono le dighe, le centrali idroelettriche, le escavazioni estreme del petrolio, dei minerali. Credo che è il pensiero e il sogno dei popoli dei 5 continenti. Así es. Todo yo creo que el entorno del conversatorio de los grandes pensadores que están ahí en ese festival, quedamos todos en el mismo pensamiento, ese pensamiento total del cuidado a la tierra y el cambio de conciencia, la empatía, la compasión, el amor a uno con otro y el respeto a uno con otro. No una cantidad pequeña de gente que se apodere del planeta, no puede ser, porque esta tierra es de todos, con el todo que somos. Así piensa mi pueblo mapuche. Esas son las enseñanzas que recibí de pequeña.
Io credo che il pensiero di tutti i grandi pensatori che sono presenti al festival in questo momento, rappresentanti di tutte le diverse culture che ci sono, abbiamo la stessa idea e lo stesso sogno. Dobbiamo essere un'unità. Non è possibile che la ricchezza e il potere sia solo in mano a pochi e gli altri non possano vivere degnamente e godere di questa realtà della nostra terra, della nostra natura. È un pensiero che dobbiamo trasmettere, deve essere un pensiero globale, che è quello che hanno trasmesso i miei antenati da quando io sono nata. Grazie mille Nancy per le tue parole, ti ringraziamo, è stato abbastanza bello vederti anche se online, avrei sicuramente preferito vederti dal vivo, poterti abbracciare, però lo sarà tra poco ci rincontreremo ancora alle nostre strade, grazie per le tue parole e vorremmo fare un abbraccio a tutti i Mapuche, se puoi trasmettere l'affetto che tutti noi qua da Bergamo e da tutte le persone che arrivano anche dalle altre province dall'Italia, che vogliono trasmettervi di andare avanti a lottare perché non siete soli, perché la goccia si sta espandendo, sta per diventare un torrente e quando diventerà un fiume più nessuno potrà fermarla. Gracias Nancy, muchas gracias. Hubiera preferido tenerte presente, darte un abrazo, pero sé que nuestros caminos se encontrarán dentro de poco. Quiero que transmitirte también el abrazo para todo el grupo mapuche y que todos los presentes de otras provincias y de otros lugares que han venido al festival hayan tenido la posibilidad de escuchar tu voz y de conocerte y seguramente dentro de poco será de persona. Gracias Nancy, gracias de corazón. Gracias, muchas gracias, gracias. Universo, chao. Y Tierra, por brindar a este festival maravilloso, por regalarnos este encuentro de las razas originarias, porque como dijo un hermano delante, todos somos originarios, todo el planeta es originario. Que il ciao me los bendiga. Grazie a tutti, grazie al ciao che è l'essere superiore, per i Mapuche si dice ciao, così non è che ci sta salutando, il ciao è l'essere superiore e perché come ha detto il nostro fratello prima Ndoki, tutti siamo uno, tutti siamo una unica razza, tutti dobbiamo essere indigeni. Tutti dobbiamo sentirci popolo originario. Grazie. Ciao Nancy, a presto. Ciao amiga. Ciao amiga, Laurita querida. Ciao. Lo quiero mucho. Grazie mille a Nancy, ora vedremo questo momento dove ci hanno inviato appunto questi video per farci conoscere qualche cosa in più della loro comunità. E successivamente poi andremo ad ascoltare i nostri amici della Scozia. Grazie mille e a presto.
Lacutun, pa pequeño Millaguay. Lacutun, vamos todos a celebrar. Lacutun, pa Millaguay. Hoy se cuenta que un vástago ha nacido, primogénito de Ayunian Caguay. Su abuelito paterno lo ha pedido, le pondrá su bello nombre Villaguay. Traerá satisfacción a sus parientes, a este robusto nieto orgullo familiar, como los fuertes sabios conquistan valientes, será un letrado como un gran calfúlico. Lacutun, pa pequeño Millaguay. Lacutun, vamos todos a celebrar. Lacutun, pa Millaguay. Un saludo fraterno a la Europa querida del otro continente, que el Chaume los bendiga. Y ay, 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 justo el día invitado llegará, con rico charqui mucho cantaremos. Abuelitos, tíos, vecinos estarán en el bautizo celebrando a Villaguay. Atentos, ya la ceremonia va a empezar, con un cordero en señal de bautizar. Viertan su sangre en honor a Ganachier, a los años pero su abuelito le valor. Lacutun, pa pequeño Millaguay. Lacutun, vamos todos a celebrar. Lacutun, pa Millaguay. Lacutun. Gracias. Muchas gracias. Para ustedes, hermanos, para nuestra tierra que está sufriendo en los 5 continentes, para esa madre tierra que nos brinda todo, que nos da todo, los alimentos y la vida. Con todo mi amor, Ñuque Mapu, madre tierra.
Yuquemapu, Madre Tierra, recogemos tus cosechas, alimentos bendecidos por el chavo a los pueblos, allí que mongen, allí que mongen, allí que, allí que, allí que, allí que chauverechien, cañu que mapo, amo esta naturaleza, su aliento es mi aliento, su sangre es mi sangre, tu vientre mi sustento. Para ti, Ñuquemapu del África, para ti, Ñuquemapu de la India, de Francia, Holanda, Grecia. Yuquemapu, Madre Tierra, tus hermanos, sol y luna, te acompañan con sus mares, das la vida al planeta, allí que mongen, allí que mongen, allí que, allí que, allí que, allí que chauvenechien, cañu que mapo, amo esta naturaleza, su aliento es mi aliento, su sangre es mi sangre, vientre mi sustento. Para ti, Ñuquemapu del Asia, de Latinoamérica, de Norteamérica, que el Chao me la bendiga, que me la proteja. De tus bosques y montañas, del azul de tu cielo, nos abraza con dulzura, nos cobija en tu reino, allí que mongen, allí que mongen, allí que, allí que, allí que, allí que chauvenechien, cañu que mapo, amo esta naturaleza, su aliento es mi aliento, su sangre es mi sangre, tu vientre mi sustento. Gracias. Gracias, mi querida Italia. Gracias a ti, Ivano, por hacer este festival tan maravilloso, por reunir 5 continentes en la danza, en el canto, en la artesanía y en todas las expresiones del arte. Gracias, que el Chao te bendiga día y noche, y cada día ese festival florezca más y más
en Europa, porque deja una gran enseñanza a los que lo visitan y a los que participamos en él. Gracias. Con mi amor, el Collón. Con crin de cagüello te alegro la sangre, prepara las máscaras con quien de empezar. Su rostro de palo acompaña a Yenray, lo siguen a Güell, Ailín Curigual, lo siguen a Ailín Curigual. Collón, collón, juega el palina y el chon, juega el collón, collón, collón. Collón, collón, juega el palina y el chon, juega el collón, collón, collón. Jessica Nahuelpi y Hugo Colillán en el Guillatúe llegan a jugar. Cuentan los antiguos que debe ocultar su rostro alegre, sol martírico, su rostro alegre, sol martírico. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Con caballo de palo invita a saltar, observa el abuelo, lonco currigual, corren por el campo, topiar y topiar, juegan a la checa, los manda a manquear, juegan a la checa, los manda a manquear. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. ¡Para los collones de Imperialita! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡De Solchón, de Niágara! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! La Maciel Paligüe les va a bendecir. Vienen de Quitraco y de Curracagüín, alzando la chueca con grande martín. Chuchuca y pibica, chuchuca y pibica se hacen sentir. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Collón, collón, juega el palino y el chocho, juega el collón, collón, collón. Collón. Yeah, 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 yeah. Queridos amigos, querida Italia, y a todos los que están ahí presentes de diferentes países del planeta, en esa fiesta tan linda, el espíritu del planeta. Una fiesta que no la sentimos perdida por no haber ido este año, porque sí estaremos el próximo año. ¡A como dé lugar! Ahí estaremos. ¡Ya, ya, 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 ya! Querido Ivano, querida Laurita, Sarita, todas las personas lindas que viven ahí en ese territorio tan precioso, Alejandro, Sonia, que han estado aquí con nosotros también, compartiendo nuestro terruño,
nuestros códigos, nuestras comidas, paisajes, con todo nuestro amor, esta canción que es un homenaje ceremonial, totalmente ceremonial en nuestro pueblo, para pedirle al Chau, para pedirle a él por el buen tiempo, por las cosechas, por todo lo bello que queremos para nuestra gente y la tierra. Hamulei Giyatun. Hamulei Giyatun. Grazie a tutti, grazie per questo meraviglioso spirito del pianeta, un unico pianeta, un'unica energia. Grazie, so che sarò dal vivo con voi a condividere. Per il momento vi ringrazio la vostra presenza, per questo pianeta, per l'acqua, perché siamo una unica unità. Casi que sin cachi, huercanes y cona se van a juntar. Ahí estarán, El Supi y el Tur, ahí hablarán. los peñis mapuches de su dignidad. Levantan banderas en el Guillatún. Llamar armonía de fuerza, de paz y de fraternidad. Aquí bailarán A ritmo de burro, con canto de machi. resuenan los gritos en torno a la luz. Vamos al Guillatún, vamos al Guillatún. Ya vienen los caciques, al toque del cuerpo. Vamos al Guillatún, vamos al Guillatún. Venimos con mapuche, de Río Río al sur. Hamule, 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 Guillatún. Plegarias masivas por nuestro Pehuel, para que en nuestra tierra florezca ese fruto que van a comer. Nahuel rogará Que no falte el pan, y el Guan pedirá. que venga la paz de mi Chauqueneche. Regresan danzando en Chalimpurrú, contentos se alejan cantando al cielo su bello cantú. Al aire se irá Después de clamar, por todo el planeta. tierra la Mapu y la humanidad. Vamos al Guillatún, vamos al Guillatún. Ya vienen los caciques, al toque del coco. Vamos al Guillatún, vamos al Guillatún. Bailón con mapuche, de Río Río al sur. Hamule, 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 Guillatún. Vamos al Guillatún, vamos al Guillatún. Ya vienen los caciques, al toque del cuerpo. Vamos al Guillatún, vamos al Guillatún. Venimos con mapuche, de Río Río al sur. Hamule, 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 Guillatún. En nuestra tierra existen las doctoras, Nella nostra Ella terra esistono quelli che doctora. curano, i dottori, la machi, che sarebbe la Machi, pueblo mapuche, la que ruega con su cultrún al universo, a la tierra y al Chau. chi prega col Chau, suo tambore Padre, dueño y all'universo, hacedor de la gente y del universo. che è quello che fa Elun. guarire la gente e A la Machi all'universo. Marcelina. E questa è una canzone dedicata alla Machi, la nostra guaritrice. La entierran de forma antigua a la Machi Marcelina.
Marcelina. Ay, 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 ay. Reúnen todas sus cosas, aquellas las más queridas, sus joyas que la adornaban, su traje de tela antigua, su traje de tela antigua. Fue machi de aguas vivas, oraban ante la sequía, protegiendo a las siembras de su ñuque tan querido, de su ñuque tan querido. Su rehue se lo traslada al cementerio de Coihue. Ay, 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 ay. Dormida en vientre materno, ya lejos de toda vida, machi si lo acompaña a la machi Marcelina, a la machi Marcelina. Fue machi de aguas vivas, oraba ante la sequía, protegiendo a la siembra de su ñuque tan querida, de su ñuque tan querida. Que el tehues que la rodea salpican la tierra herida. Ay, 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 ay. Mientras que su alma se eleva en busca de su guarida, y en una nube celeste asciende hasta la cima. Adiós, machi Marcelina, adiós, machi Marcelina. Ay, 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 gracias, gracias, muchas gracias. Esta canción amada que se la hice a los pequeños, a los niños, a los bambinos, Pichiche Ulcantun, con todo el amor. Para ustedes, bambinos, de Italia, de Francia, de toda la Europa hermosa y bella. La canzone è dedicata a tutti i bambini del mondo.
los niños mapuches cantan al amor, juegan a la ronda con el chaullo. Salta mi bichiche, del sol. Cuida el canelo que es tuyo, mi amor. Cuida el canelo que es tuyo, mi amor. Hinchabana boye, hinchabana buque. Hinchabana boye, hinchabana buque. Tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu. ¡Para los bambinos de la India de África! Yeah, 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 yeah. Carita de luna, vos de mi región, son como mi tierra, el Copihueco. Papá y yo y Peñis en tu razón. Y amaré esta vida que Dios te brindó. Y amaré esta vida que Dios te brindó. Hinchabana boye, hinchabana pique. Hinchabana boye, hinchabana pique. Tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu. ¡Para los niños de Ecuador, de Bolivia, del Perú, de Argentina, de Colombia, Nicaragua! Yeah, 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 yeah. Sé como el Eftrero y Calfulican, que dejan historias a la humanidad. Habla en tu lengua, juega el palín. La raza mapuche debe de seguir. La raza mapuche debe de seguir. Hinchabana boye, hinchabana buque. Hinchabana boye, hinchabana buque. Tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu, tu fashima bumbeu. Chalchumay, gracias, gracias mi querido público de Italia, del espíritu del planeta. Grazie il mio carissimo pubblico dello spirito del pianeta. Un saludo a los 5 continentes en ese festival maravilloso. Un saluto ai 5 continenti. Te canto con todo nuestro Nehuen. Yo nací en las orillas verdes inquietas de mi imperial, viejo barrio aborigen que dio a mis pasos su mismo andar. Fui como toda niña por su cariño a cualquier lugar. Sobre mi imperialito fui un gorrioncillo dulce y voraz. Así soy yo, no hay más que hablar. Soy libre como el viento y mis sentimientos no se callan. Fue con Apaine y Mariqueo, elegidos desde Acuátaro.
locos por buen tiempo agradecen a mi Dios por su tierra y sus ancestros. El Huetimantiguillo Dune, los rituales cantan y los choiques que se mueven al son de tru caiba. Choique, 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 brum, 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 choique, 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 Chaltugay, gracias, gracias. Sebastián, bajo y guitarra y bajo y voz. Sebastián Fernández. Gracias, Sebastiano. Carlos San Martín, Cultrún. Carlo nel Y voz. Cultrum, Tenemos Rodrigo Riquelme, Rodrigo Riquelme, instrumentos idiófonos, el maestro Gastón Pinto, Gastón nuestro Pinto, el director Sergio maestro, Fernández, Fernández, nuestro maestro, un altro también, maestro. Maximiliano Gres. Todos ellos unidos en este canto para ustedes, queridos hermanos, que el Chao me los bendiga. Si Dios quiere y lo permite, el 2024 sí vamos a estar en directo con ustedes. Grazie Gracias. mille cari fratelli, che Dio vi benedica e nel 2024 saremo con voi. Un forte applauso che la stiamo registrando per mandarle. Grazie Rapa Nui, Nancy. Hanau Epe, Hanau Momoko. El cambio de una historia. Esta obra Adesso pretende rescatar y mostrar parte de i la Bali historia Mapuche. de Rapa Nui. Entre los años 1800 y 1900 existían dos tribus en la isla, los Hanau Epe, o orejas largas, también conocida como la raza ancha, y los Hanau Momoko, o orejas cortas, conocido también como la raza angosta. Esta última era considerada como la clase social baja o clase obrera y se dedicaba a las labores propias de la isla, como así también a la construcción de los moais, siempre sometidas por la tribu de los Hanau Epe, la cual representaba la clase social superior. Los orejas cortas, cansados de la tiranía y los maltratos, se rebelaron y se produjo la gran batalla en donde los orejas largas fueron vencidos, asesinados y quemados, excepto uno que escapó y al cual le perdonaron la vida para que tuviera descendencia. Además de la guerra, esta época es considerada la más rica en el nacimiento de las tradiciones y costumbres de los Rapa Nui. Por esto, mostraremos en una línea de tiempo imaginaria diferentes danzas y cantos que van desde las tradiciones antiguas hasta la influencia polinésica que tiene la lejana y mística isla de Rapa Nui. Allora, adesso vedremo velocemente una serie di danze che dimostreranno l'evoluzione della cultura nell'isola di Rapa Nui, dove esistevano due caste, la casta operaia, che era quella che si dedicava alla costruzione dei moari, e la casta superiore, diciamo, che erano quelli che governavano. Con il passare degli anni, stiamo parlando di tantissimo tempo fa, hanno cominciato a sviluppare queste danze e hanno subito anche l'influenza della Polinesia. Quindi noi vedremo adesso una serie di danze dove potrete capire l'evoluzione che hanno subito nei tempi.
Bene, sulle note dei nostri fratelli Raparui dell'Isola di Pasqua, che speriamo di avere a brevissimo nei prossimi festival, iniziamo a preparare il palco. Lasciamo andare comunque le loro danze di sottofondo intanto che prepariamo il palco, in modo che in 10 minuti poi potremo ascoltare i Sour Patrol. Per cui incominciamo pure a preparare il palco. Grazie.
Bene, un po' cattivello dentro. Ora per la seconda sera abbiamo ospiti i più selvaggi di tutti, che però ci allietano sempre con la loro fantastica energia. Finalmente non piove, vedete? Sono arrivati loro e normalmente portano sempre il sole. Comunque, come diceva la nostra amica Nancy, l'acqua è vita, per cui non possiamo lamentarci. Pensate, se non pioveva neanche quest'anno in primavera, avremmo avuto sicuramente dei grossi guai per tutta l'estate, da ogni punto di vista. Per cui grazie al creatore per averci mandato l'acqua, anche se ci ha creato qualche difficoltà, ma è giusto che dobbiamo così stare sotto quello che il creatore della natura ci impone. Adesso siamo pronti con i microfoni. Grazie mille per la velocità e la rapidità dei nostri amici del service. Facciamo un bel applauso a tutti coloro che collaborano in ogni momento in queste serate. Vi posso garantire che c'è gente che ha lavorato fino alle 3 alle 4 del mattino per fare scavi e quant'altro, per far defluire il più possibile l'acqua. Veramente grazie a tutti coloro che ci danno una mano. Io ho la fortuna di essere qua sopra, ma dietro di noi ci sono, dietro di me, 120 persone a cui ogni giorno bisogna assolutamente doverosamente ringraziare per quello che fanno. Vieni qua. Bene, facciamo un applauso così magari li invitiamo a venire. Un applauso per il Sir Patrol, grazie.
Grazie Tete! What? Buonasera! What do you mean? Buonasera! Paisa, have you all got a beer in your hand? Avete tutti una birra in mano? That's not a lot of beer. Non sono proprio tante. But we have a famous thing in Scotland. If you do not have a beer, what would you do? In Scozia abbiamo un detto: se non hai una birra, cosa fai? You go and get one. Te ne vai a prendere una. This is called chasing the beer. Stanco!
So that one was cheap whiskey. No, it wasn't. Was? No, it wasn't. Oh, ciao. That one was about beer. Il pezzo che avete appena sentito era sulla birra. The next one. And the next one's about whiskey. E il prossimo parla di whisky. We have a lot of songs about alcohol. Abbiamo un sacco di canzoni sull'alcol. This one's about a special kind of whiskey. Questo riguarda una cosa speciale sul whisky. You see, you have good whiskey that you like to sip and drink of an evening. C'è quel whisky di ottima qualità che ami bere lentamente, degustare la sera. And then you have the kind of whiskey you keep in the bottom cupboard that you don't drink. E poi c'è quella bottiglia di whisky non tanto buona che tieni in fondo all'armadio e non bevi mai. And then when your friends come round in the evening and you're drinking beer and wine and grappa and whiskey and everything. Poi quando inviti gli amici a cena una sera a bere qualcosa e bevete un po' di vino, un po' di grappa, And you run out of alcohol and all you have left is the bottle of whiskey in the cupboard. finisci tutti gli alcolici e ti rimane quella bottiglia di whisky nell'armadio. You're drunk by that time, so you don't care, so you open it. A quel punto sei talmente ubriaco che non ti interessa più, quindi te la apri And then have a last drink before bed. e ti fai un bicchierino prima di andare a letto. So this one's about that kind of whiskey. Questo pezzo parla di quel tipo di whisky And it's just called cheap whiskey. e si chiama cheap whisky, whisky da poco.
Did you like that one? Vi è piaciuta? Yes. We like cheap whiskey too. Anche a noi piace il cheap whisky. This next one is about some Celtic brothers of ours. La prossima è di un nostro percussionista. The Scottish and the Irish are the last remnants of what was all over Europe. Gli scozzesi e i celti sono gli ultimi ribasti di una cosa che c'era in tutta Europa. All peoples of Europe were Celtic, and during the Roman Empire that was all kind of destroyed, except for in Scotland and England, because the Romans never reached us. Cioè i Celti. La maggior parte dell'Europa centrale e settentrionale prima era abitata soltanto dai Celti, poi sono arrivati i Romani e in certi posti e la popolazione celtica è sparita, tranne in Scozia e in Irlanda. Blah, blah. So, the Scottish and the Irish are similar in many ways, but there is one way we are very similar. Gli scozzesi e gli irlandesi sono comunque molto simili gli uni agli altri, ma c'è una cosa in particolare che ci avvicina. We like to drink and we like to party. Ci piace bere e ci piace far festa. So, once at a party in Ireland with some Irish friends of ours, they introduced us to a traditional Irish song. Una volta eravamo ad una festa in Irlanda con alcuni nostri amici irlandesi e ci hanno fatto conoscere una canzone irlandese. And this traditional Irish song called O'Sullivan's March was a bit slow for us because that's what the Irish are to us, a bit slow. Ma questa canzone in particolare per i nostri gusti era troppo lenta. Come diciamo noi, anche gli irlandesi sono lenti. So we took the song and we sped it up and we did our thing to it. Quindi noi abbiamo preso questa canzone, l'abbiamo trasformata e l'abbiamo riprodotta con il nostro stile. And this is our version of O'Sullivan's March that we dedicate to our Celtic brothers all over the world and sisters. We just call it The Irish. E questo pezzo è appunto questa canzone irlandese che dedichiamo a tutti i popoli celti e lo chiamiamo The Irish, l'irlandese.
Mark's a bit small, look. He's a bit small. Anywho. Hello? So this next new album, we've got a new album called 2.0. Album! Hanno un Yeah. nuovo album che si chiama 2.0. With the Heinzie over there at the tent. Se vi girate e guardate verso il service, è lì che vengono venduti. Lo sta sventolando. But first of all, thank you very much for the technician over there who does the sound. Voglio ringraziare il service. Laura, Bravissimi. great guys. So this song is called In Your Head. La prossima si chiama In Your Head, nella tua testa. Do you understand? Yes. So in your head is in your head. In scozzese in your head vuol dire in your head, nella tua testa. That's right. So in the morning when you have a song in the radio or your iPad or anything, in the morning it's in your head all day. Quando ascoltate quella canzone magari la mattina presto, appena svegli dal vostro iPad, dal vostro telefonino, e poi vi rimane incastrata in testa tutto il giorno. So we wrote this song because it's in your head all the time. Quindi abbiamo scritto questo pezzo perché rimanga nella vostra testa. Hope per you enjoy sempre. it. Thank
Ciao. You having a good evening? Vi state divertendo? You've seen a lot of groups today, yes? Oggi avete visto un sacco di gruppi. Yay, one person. Yeah. You seen a lot of groups today and had some fun? Vi siete divertiti oggi? Avete visto tanti gruppi? Good. This song is sort of cross-cultured. It's about our people. Il prossimo pezzo è un po' cross-cultural, un incrocio culturale. We call our people the Gaeltacht. Il nostro popolo noi lo chiamiamo Gaeltacht And this song is about them. But e questo pezzo riguarda loro, ma it was famous by being included in a film about Native Americans è un pezzo famoso perché è stato incluso in un film sui nativi americani, called Last of the Mohicans. l'ultimo del Mohicani. And most of the people remember the song from that film about Native Americans. E la maggior parte di voi ricorderà questo pezzo da quel film sui nativi americani. Yeah, but it isn't. Ma non è sui nativi americani il pezzo. This one's about our people, the Gaeltacht. It's simply called The Gael. Ma riguarda la nostra gente, i gaelici, si chiama The Gael. And this is our second last song. È il nostro penultimo pezzo. This is our second last song. È il penultimo pezzo. Will ye party for us? Farete un po' di festa con noi? Grazie mille. Also, we'd like to introduce you to our dancers, Caris and Vogliamo Becca. anche presentarvi le nostre danzatrici, Caris e Becca, who are going to dance for you for the second last song and maybe the last song too, we don't know. che danzeranno questo pezzo, il nostro penultimo pezzo e magari anche l'ultimo. Try and follow them. Provate a fare come loro. The Gael. Su con le mani, forza!
Cusone non mi si sente, su con le mani! Grazie tutti.